in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo chi c'è in studio oggi con noi. Abbiamo con noi Liliana della Rovere, dell'FNP CISL, e Fabrizio Bernardi, sempre dell'FNP CISL. Buonasera, buon pomeriggio. Altrettanto. Un pomeriggio molto caldo, molto caldo. Io spero che sia anche molto caldo dal punto di vista delle novità, Sì. no? Sì. Che si prospettano, novità, soprattutto per quanto riguarda questo incontro del sindacato sì, con, novità, sì, con c'è Draghi, no? questa, diciamo così, il governo Draghi in particolare ha voluto rispettare, come un po' è stato nel suo stile durante questo periodo di governo, la consultazione con le parti sociali e quindi con i sindacati, nonostante la crisi di governo scatenatasi pochi giorni prima, la settimana scorsa c'è stato un incontro con le parti sociali e quindi con i sindacati. Il nostro segretario in particolare Luigi Sbarra, ma anche i segretari delle altre federazioni, si sono dichiarati molto soddisfatti dall'incontro perché hanno ottenuto, diciamo così, attenzione e disponibilità verso quelli che sono gli obiettivi dei sindacati, che sono essenzialmente di natura solidale. In particolare da questo tipo di confronto praticamente si è parlato di quelle che potrebbero essere le misure del decreto aiuti bis. Probabilmente chi ci ascolta avrà sentito o letto in questi giorni che è in cantiere questo secondo provvedimento di aiuti che il governo quindi varerà a sostegno di quelle che sono le problematiche dei cittadini che ormai sono notissime, no? Il caro energia e praticamente tutto quello che ne consegue, soprattutto i problemi legati all'inflazione, quindi al costo della vita, che sono molto alti. E quindi il governo che cosa si prepara a fare? Domani ci sarà, il decreto sarà presentato in Consiglio dei Ministri per essere approvato. Finora, diciamo così, c'è stata una ridda di supposizioni ecco, rispetto a quelle che possono essere gli interventi certi. Di sicuro sappiamo che c'è un pacchetto di circa 14 miliardi in gioco, di sicuro sappiamo che sarà, diciamo così, che ci sarà la continuazione, l'iterazione di alcuni provvedimenti che già c'erano, il taglio di 30 centesimi sull'accise della benzina, che costa, attenzione, 1 miliardo al mese. Quindi solo questo da qua al 31 dicembre costerà 4 miliardi. In più sarà mantenuto l'intervento di sgravio sulle bollette che costa 3 miliardi. E qui sappiamo che c'è un percorso in particolare di sgravio e di intervento di sostegno per le famiglie che hanno un ISEE fino a 12.000 euro. Si parla e si suppone, si prevede, si spera che questa soglia di 12.000 euro venga elevata. Al di là di questo, che sono certezze, ci sono poi delle quasi certezze, diciamo al 100%, si tratta semplicemente di capire come questi altri interventi saranno declinati. Innanzitutto si parla di elevare all'1,8% la decontribuzione sullo stipendio praticamente dei dipendenti, che era allo 0,8 fino a questo momento, e con decorrenza a luglio, ecco, fino almeno al 31 dicembre, ci sarà praticamente quindi uno sgravio ulteriore in busta paga, ecco, per essere così concreti, almeno fino al 31 dicembre, però si parla sempre, come era per lo 0,8, di paghe, ecco, di redditi, anzi non di paghe, scusate, 35.000 euro annui, quindi quel tetto lì, che era stato individuato anche per il bonus 200, fra l'altro viene comunque mantenuto. Quindi praticamente in busta paga, c'è da augurarsi che effettivamente domani ecco, in busta paga ci sarà come... esattamente qualche soldino in più. Per i pensionati, che sono i nostri carissimi ascoltatori ed amici, ci sarà una novità. Non solo i pensionati. Non solo i pensionati. Ci sarà una novità Mettiamo importante, bene i puntini su. perché praticamente è una novità nel senso che forse si verificherà per la prima volta nella storia della Repubblica. Allora, sapete che c'è per legge
un meccanismo di adeguamento delle pensioni al costo della vita. Sì. Quest'anno ne abbiamo beneficiato, era molto basso, siamo andati all'1,7, è stato applicato da gennaio. Allora, per andare incontro proprio alle problematiche così economiche dei pensionati, si pensa che a partire dal mese di ottobre venga concessa una perequazione pari al 2% dell'inflazione, che attenzione è molto alta, era attestata a giugno al 5,3%, e naturalmente non è che il 5,3 comporta una spesa grandissima, per cui lo sforzo, diciamo così, per adesso è relativo ad una perequazione pari al 2% del lordo della pensione, che quindi riceveranno proprio con la pensione dal mese di ottobre, quindi per 3 mensilità. Poi dal mese di gennaio si deciderà quanto e come applicare praticamente questa perequazione, questa specie di conguaglio, chiamiamolo così, in base alle disponibilità, perché torno a dire l'inflazione è molto alta, magari si potesse avere il 7%, dico magari sarebbe meglio in verità che l'inflazione fosse più bassa, no? Perché ci sono poi altre variabili che incidono in modo negativo per colpa dell'inflazione, a dire la verità. Comunque, quindi, Fabrizio, insomma, è per importante. domani le aspettative sono... Queste due cose ci saranno sicuramente, Sì. si tratta di capire anche qua, di vedere come saranno declinate nel dettaglio, quali saranno più o meno le fasce di reddito, eccetera, eccetera. Certo che l'1,8 sarà per i 35.000 euro. Per i lavoratori dipendenti. Vediamo un attimino per i pensionati, comunque si parla di 2%, vediamo come sarà applicato, perché anche lì ci sono scaglioni di reddito, eccetera, eccetera. Comunque è una buona cosa, insomma, c'è un segnale che il governo è vicino, chi ci governa è vicino, sente qual è la situazione del sociale, e per noi sindacato questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa che con ogni probabilità si farà è estendere la possibilità di avere il bonus 200 a quelle categorie che in base alla normativa in vigore non lo percepivano. Un esempio, i precari della scuola, che non potevano avere il bonus 200 perché purtroppo concludevano il contratto a giugno, non erano quindi già in disoccupazione a giugno e partendo in disoccupazione da luglio, scusate se sono un po' tecnicismi, ma in realtà i precari, che sono tanti, cioè chi sono i precari? Quelli che sono supplenti, che hanno un contratto che al 30 giugno con la scuola cade. Cosa succede? Questi chiedono l'indennità di disoccupazione, ecco, che viene chiesta entro 8 giorni. Per cui si trovavano in una condizione di fatto giuridica che non gli consentiva di percepire il bonus. Questo, oltre ad altre, per esempio a qualche categoria di stagionale, che anche qua per tutta una serie di meccanismi particolari non rientrava. Abbiamo ricevuto c'è anche le questo, segnalazioni, no, di diverse persone che appunto erano rimaste escluse. Insomma, anche perché lì quindi, la normativa sui bonus naturalmente va a calarsi su una realtà lavorativa e non che è variegata, insomma, no? Si dice che comunque l'abbia preso un italiano su 2, naturalmente maggiorenne, no? Il bonus. E quindi è stato un esborso notevole. Ma dicono che potrebbero mettere in campo, utilizzare una somma, una risorsa pari a circa 25 milioni di euro e quindi andare un attimino come dire, a sanare, no, a ristorare tutte queste categorie che per, voglio dire, di tecnicismi, delle situazioni loro, non hanno potuto, non so, anche chi era in maternità, perché non aveva lo 0,8 per esempio, aveva solo i contributi figurativi. Cioè, ecco, però andiamo a vedere il decreto, domani sapremo di che cosa, no? Che cosa possiamo sperare, insomma, comunque quindi sono piccole gocce ma sono buone cose. L'attenzione è concentrata su domani, però pare che le prospettive siano buone. Almeno, assolutamente sì, assolutamente sì. Almeno dai risultati, da quello che è stato detto nel corso dell'incontro. Sì. Ecco, anche in questo caso il ruolo del sindacato qual è stato? Beh, allora, il ruolo del sindacato è sempre assolutamente propositivo, cioè bisogna ricordare, il sindacato non è che sia privo di strutture di ricerca e di studio, no? Sono, almeno noi, ma credo anche gli altri, insomma, almeno i sindacati, quelli confederali, hanno uffici studi, hanno strutture che tengono assolutamente d'occhio l'andamento della situazione economica, non solo, ma la possibilità di utilizzo delle risorse, hanno il termometro, voglio dire, della società, nel senso che sono vicini alla gente, funzionano un po' da trade union, sono come una cinghia di trasmissione che reca bisogni e le necessità della vita concreta, no? del tessuto, del quotidiano sociale, lo portano, diciamo così, all'attenzione
del governo e quindi fanno in modo anche che si avvicini, no? Il governo, la funzione amministrativa, che si avvicina al cittadino e quindi focalizzare le problematiche, ma anche offrire soluzioni e concordarle, convenirle. Ecco, finora diciamo che appunto col governo Draghi abbiamo avuto grosse soddisfazioni a partire già dalla finanziaria dell'anno scorso, no? È per quello che siamo un po' preoccupati a livello sindacale della crisi di governo, perché allora, la crisi di governo è chiaro che siamo alla fine della legislatura, no? Per Costituzione finisce la legislatura, si vota, quindi il voto non è che sia una tragedia o una cosa che nessuno si aspettava. La preoccupazione è perché c'era un discorso in itinere. No? Esattamente, il problema soprattutto è la finanziaria, cioè quello che ci preoccupava era che Draghi potesse almeno elaborare questo documento che è importantissimo e che ha una tempistica molto stretta, no? Anche perché ci sono degli obiettivi diversi del PNRR da raggiungere entro dicembre per ottenere l'altra tranche di 20 miliardi dalla Comunità Europea. È chiaro che mettere perché in piedi... se non si rispettano i tempi si perdono. Allora, è chiaro che lo Stato ha delle strutture tecniche che sicuramente garantiscono la continuità, voglio dire, no? Perché insomma ci sono i funzionari di alto livello con tutta... Certo. È chiaro, però è chiaro che la squadra di governo, chi deve decidere, sarà nuova. E quindi, insomma, bene o male, uno arriva, almeno deve capire dov'è e come muoversi, voglio dire, mettersi d'accordo sugli obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi, mentre noi avevamo in mano una macchina più o meno con qualche scricchiolio, ma era oliata, ecco, voglio dire, e di garanzia. Però, insomma, bisogna sempre sperare bene, vero Isabella? Speriamo bene, no? Liliana, anche perché ci sono tante, no? C'erano tante cose, tanti provvedimenti in itinere anche per quanto riguarda la possibilità di andare in pensione, tante... Beh sì, doveva esserci la riforma strutturale delle pensioni, quindi doveva essere pensata, meditata, quindi è una cosa piuttosto lunga e anche ben decisionale. Quindi adesso vediamo che all'ultimo momento non so cosa potranno loro decidere, prorogheranno senz'altro, dico io, quello che c'è già in essere, quindi la quota 102 che in questo momento sì, perché è difficile che azzerino, no? Che debbano azzerare di tutto. Punto in bianco tutto quanto, sì, ho anche l'opzione donna, dice di punto in bianco da azzerare, sì, quindi penso che prorogano queste... Siamo un po' il paese delle proroghe, delle deroghe, sì, speriamo che questa volta no? Sì, almeno sì, rimanga in piedi per quanto riguarda i pensionati che stanno, o quelli che sono in procinto ad andare in pensione, sì, no? che lo possano fare. ad andare a poter a fare affidamento proprio all'ultimo momento, non si può togliergli diciamo, lo sgabello, proprio bisogna anche un po' supportarli. Anche se in passato magari era successo. È successo, sì, perché è proprio successo all'ultimo momento che la riforma Fornero è andata a dicembre, quindi chiaramente dice, all'ultimo momento sono trovati tutti senza il supporto, quindi chi faceva calcolo di andare in pensione a gennaio non si è trovato più la possibilità di andare. Mi viene sempre in mente l'immagine degli esodati, mi viene sempre in mente questa immagine. Sì, no? per tutte quelle centinaia di persone che sono rimaste proprio in mezzo e quindi le hanno dovute portare avanti con tutti dei decreti, delle cose all'ultimo momento, no? Per aiutarli, diciamo. Quindi penso opzione donna che possano prorogarlo come la quota 102 e anche l'APE social, perché dopo tutto sono tutte persone che hanno bisogno di, cioè sono persone che hanno lavorato e hanno lavori gravosi, quindi è giusto che ci sia una flessibilità in uscita, quindi questi 63 anni e i contributi ridotti rispetto al resto. Magari riprendiamo fra un attimo il discorso. Intanto sono già arrivati dei messaggi, risponderemo fra poco. Vi ricordo che se volete, perché evidentemente ci sono persone che si tengono a mente il nostro numero di telefono per inviare solo SMS al 351 570 5687, quindi potete continuare a mandare messaggi come state facendo. E vi ricordo che se volete potete anche parlare in diretta solo con questo numero, però con lo 0432 57 3517. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Cosa dite? Cominciamo già con i messaggi? Sì, altrimenti c'è il rischio che si accumulino. Allora, ho richiesto per 2 anni il reddito di cittadinanza, tutte e 2 le volte respinto, motivo sopra soglia.
Nella schermata dei singoli controlli appare esito negativo sui requisiti economici. Nel mio nucleo siamo io, mio fratello che non lavora, con me e mio figlio di 5 anni. La casa è di mia madre che è sposata ed è fuori. Ho un'auto usata, e mi dice anche che auto è, 4.790 euro, sì, 4.790,49 euro reddito familiare, 11.353,86 nella leggenda di redditi, sono in tutte quante le voci per calcolo inferiori alle soglie. Mi spiegate perché non riesco ad avere reddito di cittadinanza? Perché va fuori Non con l'ISEE? riceviamo alcun sostegno di nessuna natura. Ho capito, ma se va fuori con l'ISEE, intanto bisogna capire chi è che gli ha detto di no, il CAF o l'INPS? Qui non E perché? ho richiesto Perché c'è il livello, per mi 2 pare anni il siano reddito di cittadinanza, ma non 9.360 dice a chi l'ha chiesto. Quello è il problema. Perché il CAF è in grado di, voglio dire, di avvicinarsi alla verità, nel senso positivo o negativo, cioè hai diritto in base alla documentazione richiesta dalla legge che tu mi presenti, ok? Io sono in grado di dirti sì e ti inoltro la domanda. Se l'INPS interviene dopo vuol dire che è sfuggito qualcosa, bisognerebbe capire se la signora ha fatto domanda direttamente, per esempio, perché ha lo SPID e quindi è entrata dentro nel software dedicato dell'INPS. Ecco, mi ha scritto adesso all'INPS con il mio SPID. Consiglio il CAF. CAF. Ecco, ha sentito? Signora, o deve chiamare l'INPS, prende un appuntamento in qualche modo, no? E quindi si fa spiegare, a meno che nella risposta negativa che le hanno dato non sia individuata qual è la causa oggettiva del mancato accoglimento della domanda. Se così non è, bisogna o sentire l'INPS prendendo appuntamento in qualche modo, oppure rivolgersi a un CAF, il centro di assistenza fiscale, che sono molto attrezzati in materia e sanno dirle con sufficiente sicurezza se ha diritto, se non ce l'ha e perché non ce l'ha. Perché c'è la soglia reddituale ISEE, lei immagino se è entrata con lo SPID ha fatto sicuramente l'ISEE prima, quindi avrà inserito qualche dato. Bisogna capire che magari inserendo, adesso io non vorrei, cioè voglio fare dietrologie, ma E qui mi ripeto, bisogna chiarire chiedono, con l'INPS oppure con un CAF, insomma. ho i requisiti per voi, causa supero reddito. Bisogna vedere se va fuori, mi pare siano 9.000, ma a memoria non è facile. 9.600, 9.360 mi pare 9.360, sì. 9.360. Sì, ISEE. Le dica che io ho bisogno di personale al lavoro. Non so. Sarebbe meglio che chi mi sta scrivendo, aspetti, e qui continuano a mandare messaggi. Allora, causa, dica per avere diritto, scusatemi un attimo, ecco qua. Chi andrà in pensione con gennaio 2023 avrà gli aumenti dovuti all'inflazione, il probabile 2% d'ottobre e poi il saldo di gennaio? Direi di sì. Sì, perché il 2% sarà in acconto e quindi viene scalato su quello che verrà deciso dopo a gennaio, quindi quando viene deciso viene scalato tutto quanto, quindi speriamo che siano 7% che si era parlato, no? Adesso vedremo che cosa sarà. Vorrei sapere in caso di morte di mio marito quanto mi spetta di pensione, viene toccata anche la mia pensione? E quindi sì, in caso spetta il 60% al coniuge, quindi tranquillo. Il discorso è che viene toccata sì la sua pensione perché si va a vedere il reddito, quindi se lei supera i 20.000 e resta, cioè no, se resta entro i 20.000 non viene toccata. Se va a superare i 20.000 fino a 32.000 mi pare il 25%, poi c'è il 40% e il 50%, quindi ci sono delle trattenute che danno i limiti di reddito, diciamo, no? Quindi se lei supera quei redditi lì e naturalmente dovrà comunicarlo anno per anno all'INPS che provvede a fare di nuovo ogni volta il calcolo della ricostituzione. Sono in attesa della visita di invalidità. Quali sono i requisiti per essere riconosciuti per invalidità da lavoro? Ho 52 anni, grazie Paolo.
Quindi questa persona sì, quindi è in attesa della visita. Naturalmente i requisiti amministrativi sono dalla data della domanda, si va indietro 5 anni, ci devono essere 3 anni di contributi. Stiamo parlando di invalidità da lavoro, quindi non invalidità civili, no? Quindi questo è il requisito amministrativo. Il requisito sanitario deve essere avere almeno un'invalidità di un terzo, quindi il 70%, quindi adesso vediamo che percentuale gli daranno, quindi se il centro medico legale gli dà l'ok, diciamo, dell'invalidità, avrà titolo ad avere un assegno ordinario per 3 anni, con i contributi che ha maturato, quindi viene fatto il calcolo con i contributi che ha versato. Allo scadere dei 3 anni le viene rifatto una nuova visita, vedono la situazione com'è, se permane possono prorogare un'altra volta, quindi possono prorogare per 3 volte l'assegno ordinario, poi magari confermarlo, altrimenti lo revocano e quindi dopo lui può naturalmente lavorare, cioè se è in grado di lavorare può anche lavorare con l'assegno ordinario di invalidità, non è costretto, diciamo, a stare a casa. Per aver diritto alla 14ª sulla pensione, perché ci sono 2 cifre, 10.225 e 13.630. Perché? Un saluto a voi, in particolare a Fabrizio. Ah, rispondi tu Fabrizio allora, dai. Ecco, allora... Anzi, qua vedo a Fabrizio. Oh, vabbè, grazie per il saluto. Mario, ti dice qualcosa? Beh, insomma, conosco tante persone. Ma Conosci comunque... tante persone? Ciao Mario, Ecco. Grazie per il saluto. La 14ª, sai, 64 anni di età, viene calcolato solo il reddito individuale e no, il limite è praticamente il doppio dell'assegno minimo, quindi ma è quello che hai detto tu, il limite più alto. Il problema è quello dei 14.000 erotti. Il problema è che poi la 14ª viene valutata in base a diversi criteri, cioè c'è una griglia piuttosto complessa, perché dipende dai contributi che uno ha versato, ci sono 3 fasce, no? Fino a 15 anni di contributi, 15-25, 25 e oltre. C'è un trattamento, cioè una quantificazione diversa a seconda se sei un lavoratore dipendente oppure se sei un lavoratore autonomo e naturalmente dipende dal reddito che hai. Diciamo che quante volte, diciamo così, supera l'1,5 ma sta dentro il doppio del minimo, no? Entro quella cifra massima che tu hai detto. E naturalmente se tu sei più basso, ecco, avrai un'indennità di 14ª che è leggermente più bassa, ma comunque quello è il limite massimo. Oltre a quello non hai più diritto, insomma, è il doppio del minimo. Ecco qua, sono arrivata a capire il messaggio. Le dica che io ho bisogno di personale al lavoro. Quindi questa evidentemente è una persona che risponde a chi chiede il reddito di cittadinanza, quindi le dica che ho bisogno di personale al lavoro. Ho capito. E però bisogna vedere quali sono... Bisogna vedere sì che tipo di professione, se la signora... Sentiamo chi c'è a questo punto al telefono. Ad ogni modo, sì, io non lo so come fare per incrociare appunto la domanda e l'offerta. La domanda e l'offerta, non lo so come fare. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, sono Franco qui da Udine. Buonasera. Senta, volevo chiedere alle persone lì presenti in studio, io sono stato licenziato nel febbraio 2017 per giusta causa perché problemi di schiena. Percepisco attualmente una malattia professionale dall'INAIL con una invalidità del 40% riconosciuta, prendo 525 euro al mese, una malattia professionale. Ho fatto 2 anni di NASPI e dopo, purtroppo non trovando lavoro perché appunto ho dei seri problemi fisici, ho deciso di pagare volontario gli anni che mi mancano. Solo che ho fatto 16 anni di artigiano e 16 anni di dipendente. Quando sono andato all'INAL a Udine, mi hanno detto, ho fatto la domanda tramite loro e adesso pago 4.000 euro all'anno per la pensione volontaria. Sì. Posso fare richiesta di pagare di più per avere una pensione più alta o non mi conviene? Perché loro mi hanno fatto il calcolo sui 16 anni di artigiano. Potrei fare domanda di pagare come dipendente?
Mi conviene? Cosa mi consigliate voi? Avete capito il problema? Sì, sì, perché può fare anche la domanda come dipendente se ha requisito, diciamo, bisogna vedere adesso quanti contributi ha da dipendente, però lei può chiederlo da dipendente, sì. Ecco, io ho 16 anni di dipendente, 16 anni di artigiano, e pago 4.000 euro all'anno. Quindi poteva chiederlo da dipendente se voleva, sì. Esatto, adesso gli anni indietro posso recuperarli io pagando di più? No, gli anni indietro no, restano così come sono di artigiano, perché quando ha fatto la domanda di versamenti volontari l'aveva fatta di artigiano. No, ero dipendente io in quella volta. Sì, ma la domanda che ha fatto di versamenti volontari in che gestione l'ha chiesto? Perché bisogna vedere quello. Artigiano? Quindi adesso lei chieda che la vuole come dipendente, quindi vedono se possono tramutare. Ho capito, si può fare quel passo lì, ma secondo lei mi conviene o no? Cosa dite? Adesso come adesso sono più o meno uguali, non le cambia granché. Non mi cambia. No, perché come artigiano si segue i minimali e quindi anche come dipendente era lontano nel tempo il periodo del dipendente o era l'ultimo? Era l'ultimo dipendente. Quindi potrebbe essere anche retribuzioni più alte? E dovrebbe lì allora contattare un patronato per poter vedere se questo o quello sono le più alte, diciamo, qual è la più alta. Allora mi conviene passare a Udine lì e farmi spiegare bene, ecco, sì, va bene? Esatto, a quale classe appartiene, quindi in base alla classe ha il versamento. Perfetto, perfetto. Grazie mille, scusate, prego. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Grazie per aver chiamato. È la signora di prima. Allora, ISEE 4.790 e 49, sono quella del reddito di cittadinanza Allora c'è non qualcos'altro? concesso. Per forza c'è qualche C'è qualcuno che lavora allora lì nel gruppo? C'è qualche altro problema, voglio dire, perché è abbastanza complesso, no? Tutta la documentazione necessaria e quindi tutte le valutazioni che vengono fatte per l'assegnazione. Allora, è chiaro, il fai da te è ottimo, quindi io anzi voglio dire, mi complimento con lei perché lei ha utilizzato lo SPID, tantissimi, diciamo così, preferiscono rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale perché è, come lei può capire, abbastanza, voglio dire, complesso raccogliere. Risponde no? Nessuno lavora. Ho capito, ma non è sufficiente. Se le hanno detto di no, allora, bisognerebbe capire perché loro gli dicono il requisito economico. Bisogna vedere che tipo di ISEE ha, potrebbe avere, mi scusi se mi permette, ma potrebbe avere un deposito bancario potrebbe aver vinto cioè, capisce? Queste sono supposizioni. Sì, esattamente, no? Chiaramente tutte le illazioni possibili perché io, intanto non sono uno specialista del ruolo, ma ci sono gli specialisti del ruolo ed in questo caso le consiglio vivamente, proprio perché ha un reddito così basso, mi dice nessuno lavora. Mio figlio ha 1.500 in buoni fruttiferi, sì, aspetta un no, momento. ma no, adesso entriamo nel privato, insomma, non è il caso. Io 500, mio fratello 1.500 sì, probabile, posso... sì, ma non è questo. È meglio che lei, signora, assolutamente vada... bisogna, no? Perché altrimenti bisogna andare dal medico qua, no? Ecco, a controllare. Sì, assolutamente. Sì. Andiamo in pausa, ci ritroviamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, ci sono ancora messaggi. Volevo chiedere, donna specifica, ho già maturato i 20 anni di contributi con 56 anni di età. Mi è stato detto al patronato che percepirei la pensione a 67 anni. Se io lavoro ancora 11 anni per arrivare ai 67, mi vengono calcolati quegli 11 anni in più? Certo. Certo, sì, perché sì, no? Perché Ma non dovrebbero? può chiedere, sì, adesso non può chiedere pensione, vengono accumulati. Quindi quando avrà 67 anni chiede la pensione. Quindi prima non può chiederla. Sì, nel momento in cui sì, esatto, in base a quello che è stato versato, sì, viene fatto il calcolo, sì, sicuramente. No, forse c'è qualche altra cosa che voleva chiedere, non si è espressa bene, presumo. Purtroppo sì, andrà in pensione col calcolo
contributivo, no? Adesso vediamo poi come Perché sarà. dice, se io lavoro ancora 11 anni per arrivare ai 67, mi vengono calcolati quegli 11 anni in più per Assolutamente forza. sì. Lavori, Forza, sì. se uno lavora, Assolutamente sì. ti vengono, se uno lavora. Ma forse pensa lei di andare in pensione adesso? Ma con i 64 e 20? No. Si Non può? può? Non può? Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronti? Buonasera, con chi parliamo? Salvatore, per cortesia, desidero sapere, visto che ormai fra reddito di cittadinanza, fra i bonus che danno dei 200 euro, le pensioni, io sono andato in pensione nel 1999, il 1° gennaio del 99, ma non c'è nessun aumento. Chi è che percepisce logicamente pensione oltre i 35.000 euro? Mi sembra che tutto aumenta, inflazione, spese, carovita, sottovita, ma nessuno provvede per rivalutare questa pensione dal 1999. Grazie per aver chiamato. Da dove chiama, scusi? Da Gorizia. Da Gorizia. Grazie per aver chiamato. Rivalutazione delle pensioni, percepisce più o meno sempre lo stesso importo. Vabbè, Sì, dal prima 99, c'era la quindi- lira, prima, adesso appunto avrà fatto Perché i viene calcoli fatta la con- perequazione anno per anno, però purtroppo la fanno a fasce di reddito, quindi a secondo del reddito la percentuale forse non è la stessa, perché mentre fino a una certa cifra è al 100%, dopo anche quest'anno è andata fino a 4 volte il minimo, mi pare è andato al 100%, dopo al 90%, dopo al 75%, quindi lei non si è mai visto una perequazione piena, diciamo, forse per quello, Sì, perché ha un reddito sì, poi abbastanza sì. elevato. Poi la perequazione, cioè il costo dell'inflazione è stata bassissima, è stata a costo zero per esempio l'anno precedente. Per no? 2 anni sì. Quest'anno per 2 anni è andata a zero, per cui per 2 anni la pensione è rimasta È quella. rimasta no? quella. Quest'anno per colpa Però di anche questa... fare il paragone, cioè allora percepiva un importo, quella volta c'era la lira, adesso percepisce in euro. E si bisogna vedere com'è il... ho capito, però sì, è una storia un po' lunga. È no? una storia un po'... Sì, però la pensione resta ferma tanto tempo, quindi alla fin fine lui si vede sempre calare l'importo. Per questo motivo dice non ho i soldi realmente, perché non gli viene data una perequazione negli ultimi anni piena, perché è stata anche ferma qualche anno fa, a parte il zero adesso, ma le fasce più alte sono rimaste ferme, perché hanno avuto il tetto, hanno avuto diverse cose. Ho 52 anni, dai 16 anni ai 20 anni dipendente, poi 1990 a tutt'oggi, 32 anni lavoro come artigiano. Quanto mi manca secondo voi per la pensione? Grazie Giuliano, versato minimo. Quindi ha detto 16 anni. A 52 anni, dai 16 anni ai 20 anni dipendente. 4. 4. Poi Più 32. 1990 a tutt'oggi, quindi 32, lavoro come artigiano. Quindi 36 in tutto. Quanto mi manca secondo voi per la pensione? Grazie. Quindi si è cominciato... Versato minimo. Però allora per avere il discorso dei 41 con i precoci deve appartenere a quelle determinate categorie, quindi deve essere o disoccupato o invalido al 74%, o assistere una familiare con handicap o appartenere a lavori gravosi, allora in quel caso lì può andare con i 41 e precoci, perché lui ha detto che ha cominciato a lavorare a 16 anni, quindi può avere un anno diciamo prima dei 19. Però appunto bisogna vedere se tu... Ah no, ha detto che ha fatto artigiano, Sì. quindi non può avere i precoci, no. quindi per forza di cose devi fare 42 e 10 mesi. Quindi ne mancano ancora 6 Ne ha 36, no? Sì. In tutto mi pare, 32 dopo il 90 Dopo, sì. e 4 anni prima 36, quindi per arrivare a Ancora 40, 6 anni deve- 6 Mossi anni e Sainz 10 di mesi, lavoro. sì. Anche Mossi Comunque Sainz. andrebbe via, se ha 52 anni oggi, Adesso va ha via, 52. va via a 58 anni di età. Chiaro che ha cominciato a lavorare Presto. A Buinore, no? Sì. ad ora, no? Sì, perché ha 16 anni. Sì. Allora, ci sono ancora, perché io direi a questo punto di chiudere con i messaggi, mancano poco più di 2 minuti al termine della trasmissione. Sì, avevo un avviso per e quello tu che hai un avviso riguarda, per sì. questo. Sì. Allora, stop quindi alle telefonate
e ai messaggi, o se continuate a inviare messaggi magari vi risponderemo più avanti, anche no perché andate in Purtroppo ferie, no? sì, siamo chiusi per 3 settimane. Chiusi adesso. per 3 settimane, però potrete rivedere alcune delle puntate più significative della nostra trasmissione. Quindi niente, risponderete alla fine di agosto, no? Sì, alla fine di Ma agosto. quindi esatto. cosa fate? Chiudete gli sportelli? Cosa fate? Chiudiamo anche gli sportelli, sì, perché anche i volontari bisogna che abbiano un po' di respiro. No? E come fanno le persone che hanno bisogno di voi in questo periodo? Le persone che hanno bisogno di noi, allora se sono delle cose urgenti ci sono i patronati, c'è l'INAS, sì, quindi eccetera, quelli eccetera. funzionano sempre. Assolutamente, sì. Non ci sono i volontari hanno bisogno di riposarsi. Poi magari dipende, perché in qualche situazione magari decidono una tempistica diversa, insomma, quello che è. Chiudiamo con l'avviso, questo perché manca un avviso che minuto. per le pensioni che sono collegate al reddito, quindi le pensioni che sono integrate al trattamento minimo o che hanno la maggiorazione sociale o le reversibilità che sono interessate ai redditi che hanno avuto la lettera di sollecito per i redditi del 2019, dovrebbero comunicare tramite CAFO, quello che possono fare tramite ricostituzione, entro il 15 settembre il reddito 2019. Se non comunicano questo reddito, gli viene sospesa la prestazione del 2019. Sospesa e revocata, quindi anche in seguito, se loro fanno la ricostituzione online di quell'anno lì del 2019, non l'avranno più. Quindi devono premurarsi entro il 15 settembre di comunicare il reddito 2019. Hanno ricevuto già degli solleciti, quindi hanno adesso tuttora la trattenuta di 11 euro ad agosto e settembre, sulle rate di agosto e settembre, o un'altra trattenuta del 10%, quindi sanno che la loro pensione è interessata a questo discorso. Quindi si devono premurare e andare a un CAF o a un patronato. Bene, chiudiamo qui velocemente la trasmissione. Grazie a Liliana Della Rovere, grazie a Fabrizio Bernardis, grazie ai nostri amici telespettatori. Ci torniamo a vedere, ci saremo sempre nei prossimi mercoledì, però 3 settimane di pausa degli sportelli dell'FNP. Arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.